il territorio è cambiato. Allora, stavamo parlando, divagando sulle varie bombe, la bomba atomica del 66 per esempio. Al paese mio in 36 ore Esatto. 700 mm d'acqua, quando nel corso di un anno mediamente ne vengono 1500. Allora Infatti. In che anno, professore? 1966. No, ma io poi adesso... 4-5 novembre 1966. Io ho osservato una cosa, vabbè, ho avuto l'avventura di stare proprio i giorni del ponte del 1° maggio nelle Marche, nelle zone che sono state dissestate, e notavo in mezzo, sotto questo macello d'acqua che veniva giù, quindi ero in macchina che vagavo per questo bellissimo territorio, peraltro anche coltivato, dove ci sono anche delle bellissime pale fotovoltaiche, eccetera, comunque. E quindi chiedo a voi da non esperta, quello che si notava è che c'erano questi terreni coltivati saliscendi, Terrazzamenti, sì. come? Terrazzamenti Terrazzamenti, molto particolari, sì, non però piatti, proprio così, e la terra letteralmente franava, proprio franava con una facilità estrema. Lì è anche il discorso, non c'è urbanizzazione selvaggia perché più di tanto sono piccoli centri, però c'è un altro fenomeno, e quindi lo chiedo a voi e anche a lei, Presidente Salvani, è tutto molto coltivato. La terra stessa non è più compattata, per cui frana, scende, devastava, copriva le strade letteralmente, poi entrava nell'alveo dei fiumi, insomma un disastro di pantano. Ma c'è anche un fenomeno legato a una morfologia diversa che si è data al territorio, Anche a una tecnica di coltivazione che è cambiata, perché io credo che questi pendii era una che si vedono passando sono gradevoli da vedere in condizioni normali, no? Però dal punto di vista dei problemi che possono creare durante un evento meteorico di una certa consistenza, non c'è dubbio che quello non è il modo di coltivare. Esatto, perché se da queste parti si coltiva terrazzando, ma perché si coltiva terrazzando? Per rompere la pendenza del pendio e quindi non permettere all'acqua di concentrarsi, di erodere, di trasferire verso valle. Chi crea quei problemi se non l'uomo? Però, avendo anch'io frequentato spesso le Marche, devo dire che c'è un disordine sul reticolo idrografico che insomma... Volevo dirlo. Noi siamo disordinati alquanto, ma laggiù di più. Sono stato a Taranto, a Ginosa, dove c'è stato un disastro con 4 morti. Ma bisogna domandarsi, ma questa povera gente in mano a chi è stata? Perché quello che ho visto è qualcosa di incredibile dal punto di vista tecnico, e non con riferimento a opere modeste per cui uno dice ma non c'erano i soldi, non c'era il finanziamento, con riferimento a opere rilevantissime come l'acquedotto del Sinni piuttosto che quello del Pertusillo. Allora, chi produce o contribuisce a produrre questi fenomeni se non la leggerezza con cui noi ci occupiamo oggi di territorio inteso in senso lato? Assolutamente. Questo è il vero dramma di questo paese. Le regole non si seguono, anche le regole, quelle no, ma infatti, ma al fine di non più finire in banali, situazioni come quelle, vogliamo... dettate dal buonsenso. E poi naturalmente ci sono opere importanti che devono essere affidate, io sono un tecnico, ma devono essere affidate a persone competenti. Non possono essere affidate a persone che sono scelte e non si capisce come e perché. Se tu sei preparato tecnicamente è giusto che tu faccia e progetti, se non lo sei o sei superficiale è giusto che fai un altro mestiere. Così dovrebbe essere. Salvani. Sì, io concordo con quello che ha detto il professore e faccio anche presente che una volta in queste zone i terreni erano messi in un certo sistema. Alla Padovana si dice come, perché? Perché era un'eredità di come coltivarli, di come creare gli spazi per ricevere le acque quando erano in aumento. Ovviamente il cambio dell'agricoltura dal lavori manuali ai lavori meccanici porta anche a cambiare le sistemazioni. Ciò non toglie che i fossi che ci sono devono essere mantenuti in ordine, riescavati, eccetera. Quello che oggi se passiamo sul territorio e facciamo un giro, vediamo ben poche aziende che hanno cura dei fossi. Quindi responsabilità dei proprietari. Ritengo questo. Poi, se pensiamo
a quanti fossi di guardia lungo le strade sono trasformati in piste ciclabili, facciamo 1+1 tanto per non dare colpa né all'uno né all'altro, facciamo 1+1 e cominciamo a capire quanto invaso manca dal reticolo minore. Insomma. Marino Masero, e andiamo sempre più nello specifico. Che dire, io... Cioè, tutto ciò premesso, che questa è una la situazione... premessa c'è stata ed è ampia e abbondante. La frase d'effetto che il professor Dal Paus ha appena affermato dovrebbe essere un grande monito anche per la classe dirigente della nostra regione, perché quando lui dice rispetto ai fatti gravissimi accaduti in questo paese, in questa nazione, questa povera gente in che mani è stata, allora io dico, e questo Veneto in che mani è? Perché nel momento in cui abbiamo i problemi climatologici, la questione urbanistica, la mancanza di possibilità di sfogo delle acque piovane nei nostri fiumi e si sbarrano i fiumi con dei progetti che dicono i progetti stessi, attenzione che sbarrando questo fiume gli argini di questo fiume non tengono, io chiedo a questa regione dal punto di vista della classe dirigente nel suo insieme in che mani è. Perché rispetto alla questione dello sbarramento del cuneo salino che si vuol fare sul Brenta e quindi la chiusura del fiume che tratterrà a regime 22 milioni di metri cubi d'acqua, tanto per dare l'ordine di grandezza, l'invaso di Caldogno che il presidente Zaia ha inaugurato trattiene 6 milioni di metri cubi, quindi siamo praticamente a 4 volte tanto quella quantità d'acqua e se l'invaso serve a dare sfogo ad eventi eccezionali, con 6 milioni di metri cubi d'acqua, un invaso di 22 milioni di metri cubi, in quanto tempo lo mandiamo a mare? Il progetto dello sbarramento sul fiume Brenta dice almeno 2 giorni, almeno 3 giorni, a seconda della sua altezza. Allora la domanda che sovviene rispetto alla questione in generale è: il progetto dice che gli argini non tengono. Mi piacerebbe leggere un breve passaggio senza volere annoiare nessuno degli spettatori, dove si dice che praticamente gli argini di questo fiume non tengono e rispetto ai ragionamenti che sono stati fatti prima, spendiamo i soldi per chiudere il fiume ma non spendiamo i soldi per chiudere gli argini. Allora voglio dire, prima si parlava del buonsenso dei nostri padri, io credo che il buonsenso a fare queste scelte, bisogna avere il coraggio di dirlo, sia finito. Le verifiche condotte, questa è relazione del progetto. Esatto, scritta da... Questa è una relazione progettuale del Protecno, della società che ha fatto il progetto dello sbarramento, e dice: le verifiche condotte hanno evidenziato che per non compromettere la stabilità delle scarpate devono essere previsti tempi di svaso dell'ordine di alcuni giorni per riportare il livello della quota di invaso più 1 metro sul livello del mare alla quota del medio mare. E poi si dice una cosa ancora più grave nella relazione progettuale di un progetto che è stato appaltato e che è sospeso grazie ai nostri ricorsi al TAR. Aspetti cruciali della gestione del manufatto sono quelli relativi alla programmazione delle manovre di apertura delle paratoie e alla messa a punto delle necessarie procedure di emergenza in caso di piena, allo scopo di evitare tassativamente lo svaso rapido a monte dello sbarramento. Tali aspetti dovranno essere affrontati nello specifico durante l'esercizio dello sbarramento attraverso la predisposizione di ulteriori campagne di indagini geotecniche per la verifica dell'effettivo stato di conservazione delle arginature. Quando si scrive una cosa del genere e si appalta un progetto in questa maniera, io dico che la follia supera ogni minimo di responsabilità e di razionalità di chi vuole quest'opera. Perché se il territorio adiacente al fiume Brenta, che è un territorio ampissimo, deve essere il campo di prova della realizzazione idrogeologica di questa opera, io dico che in questa regione si mettono a rischio attività, fiumi, persone, soprattutto persone. Ecco, io credo che
sia tempo di smettere di giocare ai nuovi appaltatori, che sia tempo di prendere delle decisioni serie e di fare le indagini geotecniche prima e di mettere nelle condizioni le persone che quando si va ad appaltare un'opera non si possa scrivere, non si debba scrivere più una relazione del genere. Assolutamente. Voglio passare la parola anche al Presidente Rovoletto della GIZIP come osservazione, perché poi riguarda ovviamente uno sbarramento di questo tipo, se attuato, può provocare, dopo vedremo anche tecnicamente cosa ne dice il Professor Dal Paus e anche il Presidente Salvan, cosa potrebbe succedere, e la Regione che è stata interpellata, chiamata in causa. La zona industriale di Padova, che nasce nel 1959, è formata da circa 11 milioni di metri quadrati di territorio con circa 1.600 aziende e 60-70 mila addetti in via di riduzione data la crisi. I nostri anziani, molto più lungimiranti di noi, quando hanno creato la zona industriale l'hanno chiamata zona industriale e porto fluviale di Padova, perché era destinata ad essere un porto fluviale raccordato con il mare attraverso l'idrovia Padova-Venezia, opera che è diventata ultimamente di moda, è stata abbandonata nell'89 per varie questioni di carattere di scelte politiche della Regione, su cui sorvoliamo, ma è stata abbandonata e in questo momento, date anche queste situazioni climatiche che appunto sembrano eccezionali ma non lo sono, è diventata di grande attualità perché darebbe uno sfogo alle piene del Bacchiglione e del Brenta, riducendo i danni relativi alle recenti alluvioni con costi che sono estremamente ridotti rispetto ai danni che finora sono stati calcolati da queste alluvioni che abbiamo avuto nel 2010, nel 2007, 2 mesi fa. Continuamente i costi dei danni causati da queste inondazioni avevano permesso di costruire 5 idrovie, perché il costo per l'ultimazione dell'idrovia, perché l'idrovia è un'opera già completata al 60% delle sue caratteristiche. Quindi potrebbe essere completata con una cifra che è molto molto più ridotta del danno, per esempio, dell'alluvione del 2010 e darebbe un notevole vantaggio per scolmare le acque alluvionali nella zona da Padova a Venezia. Ecco, però adesso sembra che entri più in auge, perché si parlano di cose di questo tipo, di parlare di uno sbarramento a valle più che non del terminare, portare a termine il compimento di un'opera come un'idrovia, che poi utilizzerà come via di comunicazione. Lasciare in uno stato di abbandono un'opera che è ultimata al 60%, che è costata centinaia di miliardi delle vecchie lire e che può essere ultimata con una cifra molto modesta, non vedo per quale motivo dovrebbe rimanere tuttora nello stato in cui è, quando avrebbe un interessantissimo vantaggio sotto il profilo della salvaguardia idraulica, della navigazione interna, le famose vie del mare, e molti altri aspetti che potrei citare, ma diciamo fondamentalmente in questo momento è di grande attualità il fatto della salvaguardia idraulica, cioè questa povera gente che ogni volta che ogni 20 giorni, 30 giorni, 2 mesi piove, arriva una bomba d'acqua, si trova con l'acqua in casa, si dovrà pure tenere conto che a parte i bacini di laminazione, che ne sono state fatte solamente uno, l'idrovia Padova-Venezia sarebbe un enorme vantaggio sotto questo profilo che darebbe in qualche maniera una salvaguardia al territorio della bassa padovana fino ad arrivare alla laguna. A proposito di vantaggi, mi vengono in mente altre idee di vantaggi se ci sono, perché in questo periodo sta venendo fuori ce ne sono 7 di vantaggi. Sono Dal Paus, sono esperto di queste cose. Pete no. Lei tra l'altro è consigliere di prima commissione, per cui è seguito da vicino. La questione, io all'inizio della mia attività politica abito a Mestre, quindi nel veneziano, diciamo che la prima attività che avevo nella questione ambientale era combattere questo scempio dell'idrovia che aveva devastato il territorio e qualche problema l'ha creato ovviamente, no? Falde e quant'altro, insomma, ovviamente. E quindi mi sono formato in questa situazione, ma poi nell'attività in regione, ancora prima delle piene del 2010, devo dire, cioè, mi domandavo effettivamente ma perché si vuole insistere nel fare delle altre opere costose che non le regala nessuno, abbiamo imparato ormai, no? Non se le regala nessuno le grandi opere, anche se si chiamano progetti di finanza o privati che sembrano, non le regala nessuno, cioè ci mette sempre il pubblico molto spessissimo,
E mi domandavo, ma come mai invece di completare e destinare le risorse per trovare una soluzione all'idrovia, invece i politici padovani e veneziani andavano abbastanza velocemente invece con l'idea di costruire per esempio un'ennesima autostrada lungo gli argini o a parallela e poi sormontavano gli argini dell'idrovia. Cioè voglio dire, una strada del grande raccordo di Padova, no? Quindi sapete soprattutto anche le scelte che sono state fatte politicamente in questa direzione, che doveva completare e collegare la tangenziale est di Padova con la Romea per far viaggiare ancora più velocemente i camion. Più velocemente, dicevano. Ora si tratta di un'autostrada a un'unica corsia di marcia, larga 10,5 metri, quindi di fatto una cosa assurda dal punto di vista trasportistico, cioè se voi immaginate un'autostrada che puoi far viaggiare i camion a una corsia sola a 10,5 metri di larghezza, vi immaginate cosa vuol dire? Ma lì montagne di soldi per fare questa cosa e poi, bontà loro, anche c'era nel progetto di completare un pezzo di scolmatore, un pezzettino, perché chiaramente si deve anche tentare insomma, di dire che sia sempre anche per risolvere alcuni problemi idraulici e ambientali. Questa è la cosa, quando l'ho vista mi ha fatto sobbalzare, dico ma com'è possibile che si continui in questa... Allora, qui entra di mezzo quello che già hanno detto i tecnici prima, cioè chi mi ha preceduto, cioè nel senso che a me pare di poter confermare quanto hanno detto, cioè c'è una latitanza pericolosa della politica e c'è una sudditanza della politica, io lo chiamo la politica degli affari. Infatti è quello che è la politica degli affari, quelli contingenti e immediati che si vedono da oggi a quando tu governi abbiamo e poco più, cioè nel senso che allora questa cosa la vedi perché allora il clima, finalmente ormai sembra diffuso che c'è che tutti sono convinti che c'è un cambiamento climatico. Sulle ragioni mi pare che c'è ancora qualche divisione, ma insomma c'è un cambiamento climatico. Ma io ho dovuto spiegare a mio figlio delle bombe d'acqua, cioè dice cos'è bombe? È una guerra? Cioè, ma allora chi sta da una parte e dall'altra di questa guerra? C'è una guerra dell'acqua che cade dal cielo? Chi provoca le guerre? Perché le guerre, se c'è una bomba, vuol dire che c'è una guerra e qualcuno l'ha provocata questa guerra. Oppure pensiamo che il Padre Eterno che faceva piovere anche secoli fa adesso è più cattivo con noi. Evidentemente ci sono delle situazioni che oggi non reggono più quelle situazioni. Io non dico che piove sempre più concentrato, più forte, per amore del cielo, cioè non posso anche partire da questo presupposto, ma sicuramente si omette e si crea una sorta si tenta di convincere la gente che il problema, la causa è l'acqua troppo frequente, troppo pesante, troppo concentrata. Non è questo, perché se noi togliessimo tutte quelle cose sbagliate, inutili che ci sono nel territorio, oggi quella grande acqua creerebbe qualche problema, ma la sapremo regolare e contenere. Cioè, e non è solo la cementificazione. Prima toccavate la questione delle marche. Vorrei domandarmi, per esempio, la grande diffusione, per questioni di mercato, dei nostri vigneti in Veneto, nella zona del Prosecco DOC piuttosto che della Valpolicella, no? Stanno creando dei problemini nella gestione morfologica del territorio. Cioè, voglio dire, stiamo attenti, non c'è solo la cementificazione, c'è un uso del territorio anche qui al servizio degli affari immediati. Allora, mi domandavo sempre questa cosa e quindi quando ho provato, ho insistito e per fortuna, devo dire, siamo riusciti a far sì che in Regione nel 2011 almeno venisse fuori questo tabù dell'idrovia, insomma, e quindi è stato fatto un progetto, grazie a un articolo di legge durante la finanziaria 2011, un progetto osteggiato da chi chiaramente aveva il terrore che si cominciasse a riparlare di un canale navigabile che quindi potesse togliere di mezzo i camion, che erano la concorrenza vera, ma un canale navigabile che potesse svolgere anche la funzione appunto di idraulica importante che il professor Del Paus e molti altri avevano già indicato da tanti anni. Allora, questa cosa qui hanno nomi e cognomi, hanno azioni, cioè non è che adesso si può pensare di dire è un problema tecnico ma anche i soldi, perché sui soldi, se sommiamo tutti i danni, faremo sicuramente delle opere importanti per il nostro territorio, non c'è dubbio. Se dall'altra cominciamo a vedere e cominciamo a fare trasparenza nelle opere pubbliche, cose che vediamo tutti i giorni, forse costerebbero anche molto meno le opere in Italia, mi pare di capire, perché treno ad alta velocità piuttosto che autostrade, passanti, eccetera, cioè spendiamo una montagna di soldi, mi domando sempre, visto tutti gli arresti e poi tutti gli scandali che ci sono attorno alle opere pubbliche, quanto costerebbero senza criminalità organizzata e affari con la politica. Forse costerebbero molto di meno. Allora, voglio dire, costa 150, costa 500 milioni.
nello studio ci sono fatte delle ipotesi, ma dico il problema non è il costo, il problema è decidere se vogliamo uno sviluppo che in qualche maniera colleghi di nuovo la zona industriale di Padova, le merci che da Padova vanno a Genova e non passano per Venezia per la gran parte, e invece le colleghiamo a un terminal portuale non solo diciamo, del porto di Venezia, ma nel sistema idroviario padano, cioè quindi vuol dire da Chioggia, il Po, eccetera, eccetera. Quindi cominciamo a far girare le merci sull'acqua, prima questione, vuol dire togliere 5 milioni, se non sbaglio, di merci. E valorizziamo in altra maniera. E cominciamo a valorizzare in altra maniera, vuol dire creare occasioni di lavoro ulteriori, cioè vuol dire e l'inquinamento, che sono morti. Cioè, quando non facciamo queste scelte, la politica dovrebbe essere chiamata a rispondere per omicidio, secondo me, perché ci ammazzano per le polveri che respiriamo, è omicidio. Sono venute fuori diverse questioni, andiamo subito in pubblicità e poi do la parola a Masiero, che l'ha richiesta anche il professor Dal Paus, per quali possono essere le opere, e vediamo poi concretamente anche con bilanciare gli interessi, perché qua si parla alla fine non tanto di cose che devono essere fatte perché mi sembra chiaro, ma di interessi che possono essere messi in gioco da parte di chi, e quindi vantaggi. E dopo quindi una provocazione a Masiero, se magari è al corrente di certe cose, se ci può stare, insomma, perché il sorrisetto mi sembra eloquente. Pubblicità, poi torniamo insieme.